Allora, chiedo scusa a tutti i telespettatori che si arrabbiano perché non commentiamo tutti i messaggi, cerchiamo di fare del nostro meglio, ovviamente cercheremo di commentarli tutti, andiamo con un paio e poi andremo sul tema della fiera. Potrei mettermi un chip così sono sempre no, online. Perché delle volte poi, lo sai cosa, mi dispiace interromperti mentre stai spiegando, ma appunto il tempo è questo e quindi la televisione delle volte è ingrata. La TV ha i suoi tempi. Esatto. Andiamo a vedere i messaggi, se la regia... Eccoli qui. Buonasera, noi abitiamo dietro l'ex macello, zona Gran Teatro Geo, zona di degrado. Che progetti ci sono per migliorarla? Magari un centro sportivo? Grazie. Ma qui c'è un grande progetto che sta arrivando in comune, che prevede anche una soluzione di viabilità e quindi anche un ponte, quindi un cavalcavia molto importante per superare attualmente il Corso Australia. Attendiamo qualche settimana perché mi è già arrivata una prima proposta, ma arriverà una proposta definitiva. Io spero di poter superare una questione annosa, anche quella rimasta là per decenni, che è quella dell'ex macello. Ecco. Io penso che là veramente quando arriverà una soluzione e la presenterò alla città e cominceranno i lavori, si potrà capire che questa città veramente può cambiare il proprio volto anche con queste grandi opere. C'è un altro messaggio, mi avevate detto, se andiamo a leggerlo, altrimenti andiamo a vedere il servizio qui. E mi complimento per l'impegno che ci mette per mandare a capo il trasporto pubblico locale. La fusione di APS con Bus Italia risulta un buco nell'acqua sia per i dipendenti ma soprattutto per gli utenti. È vero o no, Massimo Bitonci? La trovo abbastanza ingeneroso questa considerazione, anche perché APS non avrebbe mai potuto partecipare alla gara sul trasporto pubblico, cioè la decisione di fusione è stata obbligatoria perché l'APS non avrebbe potuto partecipare alla gara obbligatoria che probabilmente si terrà a fine anno, quindi non ci sarebbe più stata una società di trasporto pubblico locale padovana e probabilmente i 500 dipendenti sarebbero rimasti tutti quanti a casa, quindi la fusione andava fatta. Devo anche dire che quando si fanno queste considerazioni bisogna anche sapere i numeri, cioè nel senso per la prima volta nella storia del trasporto pubblico locale Bus Italia Veneto ha chiuso il bilancio a meno di un anno con un utile, quindi con un bilancio in attivo, quando il settore trasporti di APS Mobilità negli ultimi anni ha sempre consolidato una perdita all'incirca vicina ai 2 milioni di euro. Quindi insomma c'è stato qualche disagio, ma una considerazione così ingenerosa penso la possa fare solamente chi non conosce minimamente qual è il problema del trasporto pubblico locale, che non sta mai in piedi da solo, se non attraverso la contribuzione pubblica che diminuisce, che è sempre meno, perché il TPL che è finanziato dallo Stato e passa attraverso la Regione ogni anno è sempre meno e le aziende di trasporto pubblico locale sono obbligate a trovare delle economie scala. Peraltro, ripeto, che ci saranno le gare pubbliche e da sperare che non arrivino società dall'estero, perché se le gare le vincono società non italiane, altro che mettere la fermata o raddoppiare la linea o mettere il bus, va bene, dove decide il comune di Padova, raddoppiando, triplicando le linee, mettendo anche contributi economici perché ci siano dei servizi aggiuntivi su alcune linee che c'erano prima, come abbiamo fatto per risolvere il problema. Se arriva qualcuno da fuori, il servizio che è previsto si fa, ecco, è così. E quello rimane. Io penso invece che sia una società che dobbiamo tenere stretta, che facciamo per la prima volta nella storia di Padova quadrare, e quando viene chiesto al sindaco di Padova di quadrare i bilanci, come sto facendo, e quindi non tutte società in perdita come era prima, il sindaco di Padova fa quadrare i bilanci delle società senza aumentare le tasse dei padovani, perché se no il biglietto altro che 1,20 € al viaggio. Ecco. 1,30 €. Fiera, siamo quasi in chiusura, abbiamo tante cose ancora da dirci, Massimo Bitonci, e speriamo di riuscirci. Fiera e centro congresso. Andiamo a vedere il primo servizio e poi lo commenteremo qui in studio.
Fiera Immobiliare SpA è la società costituita da 3 soci pubblici, 2 alla pari, Comune e Camera di Commercio, con ciascuna il 47,9% delle quote e Provincia con il 4%. È proprietaria degli immobili che costituiscono il quartiere fieristico e del 20% di Padova Fiere, la società che gestisce la fiera stessa in mano ai francesi di GL Events. I conti di Padova Fiere sono in rosso. Anche quest'anno i bilanci si chiudono con il segno negativo, con una perdita che supera i 3 milioni di euro, a fronte di un fatturato di circa 7 milioni. Ma che il quartiere espositivo di Via Tommaseo sia in fase di declino è sotto gli occhi di tutti. Poche le manifestazioni che richiamano grandi numeri, sia come espositori che come visitatori, almeno rispetto al passato. Alcuni eventi hanno emigrato o subiscono la concorrenza del vicino polo fieristico veronese. Rilanciare la fiera è una delle priorità dell'amministrazione, che intanto procede con il restauro dei padiglioni. Nel 2015 oltre 2 milioni e mezzo di euro sono serviti per interventi di varia natura nei padiglioni 1, 2, 3, 4. Lavori conclusi e lo scorso mese sono stati stanziati altri 2 milioni per la sistemazione dei padiglioni 14 e 15. All'interno del polo fieristico, al posto del Palazzo delle Nazioni, sarà realizzato un centro congressi con 1300 posti e con annessa sala della musica. L'inizio lavori è fissato per domani, giovedì 5 maggio. Si procederà con la bonifica bellica del sito e con la messa in sicurezza dell'affresco di Amleto Sartori nella Sala dei Carraresi, tutelato dalla Soprintendenza regionale per i beni artistici ed architettonici. Per far chiarezza infine sui conti e sui contratti tra il Comune e Fiera, in Consiglio Comunale è stata istituita un'apposita commissione d'inchiesta che ne dovrà analizzare i bilanci degli ultimi 10 anni. Questo mentre, sempre a Palazzo Moroni, si sta lavorando per salvare la fiera, magari dando vita ad un agnuco di enti disposti a rilevare i francesi ben prima della scadenza naturale del contratto, stabilita per il 2035, impresa che non sembra di facile attuazione. Servizi di Elisabetta Corazza e Tullio Trivellato, è un argomento che questo è molto scontante. Mi viene da sorridere ogni volta che vedo questi dati. Massimo Bitonci, che prima di vedere 2 messaggi a schermo intero, che tu hai cercato degli aiutanti, se è giusto usare questo termine, ti stai dando da fare non poco per rivalutare la fiera, ma credo sia davvero un impegno difficilissimo, perché ogni città del Veneto ha una fiera e poi alla fine dovrebbe... No, sorrido perché in 20 mesi abbiamo investito... Avete visto le cifre, 1,5 milioni l'anno scorso per i padiglioni. Cioè una cifra assurda che avremmo potuto tranquillamente utilizzarla per altre cose, asfaltature, strade, lampioni, marciapiedi e così. Invece abbiamo dovuto sistemare un problema che è stato lasciato là da decenni, cioè i tetti in Eternit, mettendo milioni di euro dell'amministrazione comunale, perché come dicevo prima, cioè, i problemi bisogna affrontarli, cioè, non si può lasciare, tanto ci penserà, qualcun altro. Domani no? iniziano i lavori, Massimo, giusto? Domani iniziano, ecco, una cosa molto positiva invece è che domani iniziano i lavori del nuovo centro congressi di Padova, che sarà il più importante del Triveneto. Ci sarà anche una sala musicale, adesso vediamo quanto aggiornarla per arrivare alla formula dell'auditorium, come sarà una sala musicale, quindi sarà possibile anche fare i concerti. Tempo previsto di realizzazione dei lavori 2 anni, quindi adesso dobbiamo partire anche subito la gara per l'assegnazione. Il tema è che purtroppo abbiamo una fiera che negli ultimi 10 anni forse anche più, è passata da 30 milioni di euro di fatturato agli ultimi 7 milioni di fatturato, quindi un calo direi pazzesco, con una gestione che ha avuto delle problematiche direi estremamente serie, per cui ecco il tentativo che è ancora in piedi dell'amministrazione comunale insieme a Confindustria, la Camera di Commercio, insomma anche altri enti, di creare una nuova realtà per rilevare l'ente fieristico. È possibile secondo te, Massimo, riportare in auge come Verona, essendoci già Verona nel Veneto, renderla vivibile sia per la fiera e anche per gli albergatori, per la città di Padova? Secondo me sì, perché ho visto... abbiamo lavorato moltissimo in questi mesi
per studiare quello che anch'io personalmente è stato fatto con gli altri enti fieristici e quali possono essere le nuove fiere e i settori attrattivi, perché ovviamente io insieme anche ad altri abbiamo verificato, valutato budget e anche situazioni degli altri enti fieristici. Secondo me sì, perché c'è ancora la possibilità di fare delle fiere, magari non più delle fiere espositive. Ma come ce le portano tutte via da Padova? Padova aveva la mostra, la fiera Flormar del Fiore, che era la più importante, quella delle biciclette, quella delle auto. Ma in passato del mobile. In passato è per quello che abbiamo voluto questa commissione d'inchiesta interna comunale, perché quello che è successo è che le fiere sono state vendute ad altre fiere, no? A Bologna, a Milano, e questa è una cosa direi abbastanza incredibile, no? Ecco, quindi qualcuno ha voluto spolpare, ecco, per dire un termine così che fa un po' sorridere, però spolpare la fiera padovana a favore di altre fiere. E questo verrà dimostrato dalla commissione d'inchiesta, con secondo me anche una certa corresponsabilità della passata amministrazione, che sapeva e ha fatto finta di niente, ecco, ha fatto finta di niente perché andava bene così, ecco, quindi dimostreremo questo. Però io non perdo comunque la fiducia nella possibilità di rilanciarlo, anche perché ci sono nuove idee, anche insieme all'università e insieme a Confindustria, perché l'ente fieristico cambi anche questo nuovo modo anche di fare esposizioni, quindi non più esposizioni temporanee, ma anche esposizioni permanenti che chiedono le aziende, magari riducendo un po' lo spazio espositivo, facendo delle mostre più di nicchia, ecco, più specializzate, ecco, quindi c'è la possibilità, ci sono anche nuove idee. E dunque da domani vedremo, perché iniziano i lavori invece per il centro congressi. Speriamo per il centro congressi, che è direi strettamente collegato all'ente fieristico. Vediamo i messaggi. A Schermo Intero naturalmente hanno sui temi precedenti, la regia me li aveva accennati tempo fa, però andiamo a leggerli ugualmente. Signor Sindaco, vogliamo il pianoforte in stazione di Padova per sempre. Grazie Younes dal Marocco. Questo vuole del Marocco, il pianoforte all'interno della stazione. Vediamo anche l'altro. Eccoli, buonasera signor Sindaco, volevo chiedere come risolvere il problema dei barboni e giovani ubriachi che disturbano e che urinano in giro per Padova e sui mezzi pubblici. Beh, il piano intanto quello prima, ci sarà il piano ancora in stazione? Il pianoforte. Il pianoforte, mi pare che ci sia già un pianoforte sì, che viene rimanga, suonato. Non so, mi sembra sì. che Mi pare che poi questi progetti sono progetti di 100 stazioni, cioè come è noto tutta l'attività all'interno delle stazioni d'Italia viene gestita da una società diversa rispetto a Ferrovie di Stato, quindi sono progetti per noi è tutto positivo, cioè tutto quello che si fa all'interno della stazione per rilanciare, tanto che stiamo, e lo anticipo, ma l'ho detto anche più volte, anche nelle scorse settimane, noi stiamo incontrando i vertici di Ferrovie di Stato per un progetto di riqualificazione completa della nostra stazione, anche con una sopraelevazione, col passaggio al di là, il famoso collegamento che è stato pensato in passato e non è mai stato realizzato, come tante cose pensate e non realizzate, il collegamento con l'Alcella e quindi con una serie di negozi e di attività sopra la stazione di Padova. I ragazzi che si comportano male, che urinano in centro e via scorrendo? Ma noi facciamo quello che dobbiamo fare, cioè i controlli. La nostra funzione è quella di potenziare la polizia locale in coordinamento con le altre forze dell'ordine, perché voglio ricordare come ci sia un collegamento molto stretto, lo può dire tranquillamente sia il questore e anche il prefetto, su alcuni temi non andiamo assolutamente d'accordo, che sono il tema ovviamente dell'immigrazione, però su altri temi andiamo perfettamente d'accordo, che sono quelli sulla sicurezza e il controllo della città, e quindi il nostro ruolo è quello di mettere agenti nelle strade, effettuare i controlli, sanzionare e queste situazioni di degrado. Abbiamo inserito nel regolamento, è stato il primo atto che abbiamo fatto di polizia urbana, tutta una serie di situazioni che prima non venivano sanzionate, perfino i writers che prima non venivano sanzionati, adesso vengono sanzionati, quindi quello che facciamo lo facciamo ogni giorno.
è difficile in una città come Padova eliminare totalmente i barboni. Oggi abbiamo fatto un intervento, se in Piazza Mazzini, se andate a vedere, oggi abbiamo posizionato il primo dissuasore, che è stato un po' anche una nostra idea, il primo dissuasore sulle panchine, perché ci sono quelli che dormono sulle panchine. Quindi io, se volete vi mostro anche la foto, abbiamo fatto questa cosa, direi molto interessante. Abbiamo creato questo dissuasore. Vediamo se riusciamo a inquadrare il telefonino abbiamo e non perdete il numero da casa. Che lo trovo. Ecco. Siamo riusciti a mettere questo dissuasore all'interno delle panchine. Aspetta Massimo, perché non lo vede nessuno, ecco qui. Diciamo fare un primo piano con la regia, un po' più vicino. Forse così, ecco. C'è un dissuasore all'interno della panchina, questo sono io, sono Alain Luciani, e metteremo vari dissuasori nelle panchine in modo che gli ubriaconi e i barboni non si possano distendere sulle panchine. Mi dispiace dirlo, sono cose che in una città non dovrebbero esserci, però bisogna anche trovare delle soluzioni, e molte volte queste soluzioni impediscono a questa gente di occupare nei parchi le panchine o spazi che devono essere invece occupati dai padovani e dagli anziani. Un'ora e mezza vola con te Massimo Bitonci, perché hai tante cose da dire ai cittadini padovani. L'ultima domanda è una domanda meno stressante ovviamente di tutte quelle che affronti quotidianamente con i cittadini, che riguarda lo sport. Tu sei un praticante di rugby, ma un po' alla volta diventerai anche di calcio. Il Padova, c'è questa discussione all'interno, non so se ne sei a conoscenza. È che sono scarso a calcio, quindi. Sì, a Cittadella dovrei andare via con una maglietta di due colori, da una parte granata e da una parte bianco scudata. No, ma sono contento, ovviamente felice del passaggio del ritorno in B Serie B, perché bisogna dire che in un anno è stato anche questo un miracolo, come il miracolo del Padova l'anno scorso, certo, che ha passato. Sono quei miracoli un po' della provincia che ci certo, fermo lì che adesso ti faccio la domanda io. Allora tu sei quello che ha contribuito per creare la società del Padova con i due soci, Bonetto e Bergamì. Ti sei dato da fare con i tifosi, sei stato veramente un sindaco presente per le vicende del calcio Padova. Oggi c'è una situazione un po' ibrida, perché sembrano che i due soci non vadano d'accordo, loro ovviamente smentiscono il tutto, loro dicono che vanno d'accordo, però c'è ancora una società che dovrebbe fare un programma futuro in stand-by. Tu ti hai detto qualcosa, ne sai qualcosa, sei a conoscenza, hai un po'... Ma io sono sicuro che i soci continueranno il loro progetto anche il prossimo anno. Spero che insomma, queste voci che si sentono siano insomma, quella normale dialettica che c'è all'interno di qualsiasi società formata più di una persona, ecco, perché è normale anche nelle famiglie già in due, insomma, e quindi figuriamoci se sono più di due, e poi magari se ci sono anche insomma, altri parenti che gestiscono la società e altre situazioni che magari possono un po' andare in conflitto, perché è normale che sia in tutte quante le società. Io penso che quest'anno sia stato un anno di passaggio per il calcio Padova. Il prossimo anno bisogna fare il salto di qualità, cioè nel senso la prospettiva della coppia B&B, no? Bergamì e Bonetto, se vi chiamate B&B, certo, era quella di passare subito il primo anno nella categoria superiore, in Lega Pro. Dopodiché un anno ovviamente per studiare una categoria superiore di ambientazione, e dopo però il prossimo anno deve essere l'anno in cui si punta al vertice. Non sempre si può passare, perché la storia di Bassano del Grappa insegna, perché soldi, Renzo Rosso, quindi insomma la Diesel, non è che parliamo di una delle più grosse realtà italiane, e però non sono riusciti mai ad arrivare in Serie B, quindi tante volte non serve neanche la spinta economica per arrivare, ci vuole una serie di fattori che quest'anno il Cittadella ha ritrovato, la bravura è in un anno riuscire a... È fiducioso nella coppia B&B? Io sono fiducioso che questo anno sia servito per stabilizzare
ecco, in Lega Pro la squadra e che il prossimo anno sia l'anno con i dovuti investimenti e con l'appoggio anche del Comune di Padova, che sta facendo grandi investimenti per il calcio, per il rugby, per la pallavolo, per la pallacanestro, per l'atletica, cioè insomma un po' per tutti, ecco, Esatto. per il nuoto, ecco, perché sistemeremo anche la piscina a Grassetto, abbiamo deciso di fare un investimento importante anche là, Padova dei Serie B. ecco, che il Padova possa puntare a un campionato di vertice vero e giocarsela con le altre. Dopo sappiamo che la Lega Pro è difficilissima, ecco, avevi detto e ci tutto sono bene. società che sono rimaste sempre in Lega Pro e no. Ma avevi tutto bene, si auspica che il Comune ritorni, porti il Padova in Serie B. Ci fermiamo lì, speriamo Certo, sia così. questo è lo E spiccio. concludiamo questa La puntata. coppia B&B porterà il Padova in Serie B. Più bello di così e non c'è altro da dire. Con questo davvero chiudiamo con un auspicio per il Padova davvero molto importante per l'avventuro. Grazie a Massimo Bitrucci Grazie di a essere voi, stato buona serata Primus a tutti. Inter Pares. Ricordo, domani sera c'è un appuntamento importante, sempre una puntata speciale di Primus Inter Pares. Non perdetela, con il governatore Zaia. Con il governatore Luca Zaia, sempre alle ore 21, sempre su TV7 Triveneto. Vi aspetto davvero. Buonanotte. Buonanotte.